Fare catechismo non è un servizio ma una chiamata, la riflessione dei catechisti della Val Petronio riuniti con il Vescovo per la visita pastorale, ribadito l'invito a curare la propria formazione personale. Le comunità dell'ambito della Val Petronio unite attorno all'Eucaristia. Nella celebrazione a Moneglia il Vescovo Tanasini ha invitato i fedeli a vivere la messa lasciandosi trasfigurare. 14 comunità insieme per dare inizio all'anno pastorale. In Valle Sturla, giornata interparrocchiale domenica a Belpiano. Sono invitati tutti i fedeli di Mezzanego e Borzonasca per consolidare il cammino di comunione. Fragilità e tenerezza, 2 parole chiave indicate nella veglia diocesana per vivere la compassione come missione. La buona notizia è l'unica che consola e dà speranza. Vivere la speranza nel quotidiano, l'auspicio espresso dal Vescovo Alberto Tanasini durante la festa di Nostra Signora della Speranza a Francolano. La comunità è giovane ma molto attiva e partecipe. L'amore per Dio e i frutti di un incontro sono i punti chiave della mostra Francesco e il Sultano, l'incontro sull'altra riva, aperta a Chiavari. La seconda tappa sarà a Rapallo. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione che vi racconta la vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo raccontandovi le battute conclusive della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini nelle comunità dell'ambito della Val Petronio. 2 i momenti che hanno raccolto idealmente tutte le parrocchie dell'ambito. Innanzitutto l'incontro con i catechisti di tutte le comunità che si è svolto a Castiglione Chiavarese, un momento per ribadire la necessità per il catechista di curare la propria formazione personale, ma non solo, anche la necessità di fare comunione fra tutte le parrocchie dell'ambito e dunque portare avanti un progetto comune rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie, perché è indispensabile, è stato ribadito più volte, coinvolgere i genitori nell'educazione dei figli. E poi la Santa Messa che è stata presieduta dal Vescovo nella chiesa di Santa Croce a Moneglia, sempre nell'ambito della visita pastorale. Allora su tutto questo vediamo i nostri servizi. Formarsi per formare, che significa meditare la parola, conoscere la verità che dà la vita e andare a fondo del progetto catechistico diocesano. È uno degli spunti di riflessione emerso nell'incontro fra i catechisti dell'ambito pastorale della Val Petronio ed il Vescovo. Un invito, quello a curare la propria formazione, che non è mai scontato e che emerge come esigenza prioritaria nell'annuncio. Ho deciso di venire a questo incontro perché per stare bene coi bambini ho bisogno innanzitutto di essere nutrita io, quindi questi incontri servono a me personalmente per essere nutrita, per riuscire poi a portare quello che sento qua e quello che riesco a prendere ai bambini stessi. Ho bisogno proprio di nutrimento per stare con loro. Io penso che la formazione dell'individuo che sta a contatto con i bambini, con i ragazzi sia importante, deve essere a 360 gradi, tra virgolette, quindi è importante effettuare un percorso di formazione ma in diversi ambiti, ecco, che preveda diverse tappe per poi essere sicuramente più per offrire più idee ai bambini che ci troviamo di fronte, essere aperto a un mondo e quindi anche noi, arricchendo la nostra conoscenza di tanti aspetti della realtà, possiamo poi essere più positivi e più proficui per un lavoro con i bambini, con i ragazzi che comunque crescono e noi dobbiamo essere al passo con la loro crescita e con i tempi e le realtà in cui crescono anche loro. La cosa che mi ha colpito di più è essere preparati sempre. E nella preparazione confrontarsi un po' anche tra di noi catechisti, in particolare anche nei nostri gruppi, diciamo, e poi anche io penso sempre pregarci anche sopra, perché la preghiera fa tanto secondo me, ecco, ci aiuta a noi e può aiutare a trasmettere qualcosa ai ragazzi. Saper adeguare la comunicazione alla crescita dei ragazzi è una delle sfide dei catechisti oggi, ma questo aspetto non può prescindere dalla coerenza fra l'annuncio e la vita. Senza coerenza non vai da nessuna parte, i bambini l'avvertono, hanno bisogno
di leggere nei tuoi occhi quello che tu stai dicendo, e quindi se ti viene dal cuore la coerenza c'è sempre. Possono esserci dei momenti in cui magari la perdi un po', però ecco, è rimanere coerente, salda sempre in quello che dico, insomma, in quello che trasmetto. Il vescovo ha detto che il nostro non è un ruolo che deve essere a parte approssimativo, ma deve essere, dobbiamo averlo continuamente, dobbiamo sentire, ecco, quando ha parlato della chiamata del catechista, ad essere catechista come l'espressione non di una cosa relativa solo a questa parte, ma come un cammino che noi dobbiamo fare nella nostra vita, seguendo il Vangelo con Gesù, ma in ogni ambito della nostra vita, ecco, come persone e non solo come catechisti, poi dopo in seguito anche come catechisti, e sentirlo sempre vivo, questo mi è piaciuto molto. La fatica maggiore è il coinvolgimento delle famiglie nella pastorale e soprattutto nella partecipazione all'Eucarestia. Ci siamo un po' soffermati anche nelle testimonianze così sul nostro dispiacere di non vedere i ragazzi appunto alla messa domenicale, perché forse noi non è che l'avremmo capito fino in fondo, però per noi è un grande desiderio partecipare alla messa, che è quello che ci dà l'impronta per la settimana, per vivere la nostra fede, diciamo. E allora anche questo per i ragazzi lo vorremmo, però è difficile, perché io noto che nelle nostre comunità, specialmente d'estate, non riusciamo bene a capire com'è la situazione, non li vediamo poco perché ci sono tanti turisti e i ragazzi si disperdono. Però nel periodo invernale, così, quando si fa il catechismo, notiamo che i ragazzi che partecipano alla messa sono i figli di famiglie che sono cresciute già con certi valori cristiani. Allora, venendo i genitori, sentendo i genitori questo attaccamento a questa partecipazione alla messa, anche i figli vengono regolarmente. Dunque non possiamo dare colpa ai ragazzi, perché è proprio l'ambiente, il tessuto sociale, come si diceva, che è. Sono rimasta molto contenta perché sono venuti fuori alcuni argomenti ai quali io veramente ci tenevo tanto, come per esempio il coinvolgimento della famiglia e poi quanto riguarda la messa domenicale, come coinvolgere i bambini, i ragazzi ad andare appunto a messa, e si parlava appunto di fare il catechismo anche durante la domenica. E poi anche l'importanza, anzi fondamentale, quello il coinvolgimento della famiglia, perché i ragazzi, i bambini chiaramente non frequentano la messa se chiaramente i genitori non li fanno andare, e quindi è fondamentale l'evangelizzazione degli adulti. Qual è una delle cose più difficili nel comunicare con i ragazzi? I ragazzi si lasciano coinvolgere se vedono che quello che tu ora stai dicendo lo stai dicendo innanzitutto con passione, con verità. La comunione che si sta realizzando nei vari ambiti della diocesi però è uno degli aspetti fondamentali ed è la risorsa essenziale anche nell'annuncio di ogni catechista. Credo che la parte centrale, la parte più importante sia proprio il fare comunità. Fare comunità è un po' la base e quello che ci viene chiesto, proprio per condividere le idee che a seconda dei vari settori parrocchiali, delle diverse parrocchie, messe insieme possono creare spunti interessanti. Questo è quello che ci prefiggiamo, perché è importante condividere idee diverse e confrontare soprattutto le realtà diverse delle varie zone. È una cosa bellissima che ci permette di confrontarci, di incontrarsi, di condividere le esperienze, oltre che le fatiche e le gioie che facciamo, e questo davvero ci aiuta ciascuno. Una delle cose che si è dette durante l'incontro è il fatto che a volte magari anche la parrocchia deve adattarsi un pochino al tessuto sociale, venire incontro alle esigenze della comunità e non solo il contrario.
Questo penso che sia una delle grandi novità del nostro cristianesimo di oggi, il fatto che si è capito che non si può più chiudersi in sacrestia e quindi pensare di vivere veramente il cristianesimo. L'autentico cristianesimo è quello che ha a che fare proprio con la vita, nel senso che si porta sull'altare la vita che si vive e si esce dalla Chiesa proprio per testimoniare quello che viviamo. Per questo anche nella formazione dei ragazzi è importante tenere presente questi due binari, che veramente dico due anche se sembrano uno, ma per dire che non c'è l'uno senza l'altro, e quindi dobbiamo stare attenti alle necessità, alla vita di chi non viene anche in chiesa, ma che fa parte della vita proprio per restituire, il vescovo restituire il cristianesimo, la fede, alla sua qualità primordiale, che è proprio quella di incarnarsi nella realtà per trasformare il vissuto e il tessuto di ogni giorno. E noi, per dirlo in una parola, non stiamo lì semplicemente per formare dei cristiani della buona domenica, ma proprio delle persone capaci di testimoniare il Vangelo nella loro vita di ogni giorno. Diciamo che i catechisti devono guidare, devono educare i ragazzi, però i primi educatori sono comunque i genitori, le famiglie. Come si può partire per parlare anche alle famiglie, per avere una formazione delle famiglie anche collegata al catechismo? Noi cerchiamo, una delle cose che facciamo, che io dico sempre per anche il mio senso di ottimismo, anche a volte esagerato, dico: accogliamo quello che le persone possono darci, ma soprattutto con una certezza, cioè che noi non siamo lì a gestire Dio come se fosse una proprietà privata. Dio è veramente diffuso nel cuore di ogni uomo, quindi fare sentire a questi genitori innanzitutto che i ragazzi non vengono per imparare delle lezioni, ma vengono per sentire sentire la testimonianza di chi si sente amato da Dio e quindi lo restituisce. Ai genitori cerchiamo veramente di far sentire questa cosa. Io dico sempre: guardate, stiamo attenti alla vita di queste persone. Credo che il punto comune è soprattutto la vita, e i genitori, quando sentono che i ragazzi, venendo al catechismo, non hanno imparato soltanto delle lezioni, ma hanno imparato un modo di essere, uno sguardo sulla vita, e quindi qualche volta vedono anche cambiamenti nella quotidianità, perché a volte è poco ma è tanto, sono gli stessi ragazzi che ci riportano i genitori, quindi attraverso i sacramenti, attraverso le giornate che si possono fare, i giochi. E io dico innanzitutto ai genitori: facciamoli capire che non siamo degli antagonisti, ma siamo dei protagonisti insieme a loro per la crescita dei loro bambini. Una cosa di questo incontro che ti è rimasta? La consapevolezza che siamo chiamati a seminare, che non è detto che i frutti li vedremo, non possiamo sapere se ci saranno o non ci saranno, perché questo poi è nelle mani del Signore. L'appuntamento nella chiesa di Santa Croce a Moneglia per la celebrazione dell'Eucaristia è stato inserito nel calendario della visita pastorale che Monsignor Tanasini sta compiendo in Val Petronio, con lo scopo di riunire i fedeli di tutto l'ambito attorno all'Eucaristia. Ad accogliere per primi e con gioia il vescovo sono stati proprio i fedeli monegliesi. Io di solito vengo a messa tutti i giorni, però ancora di più se viene il vescovo, è il nostro pastore, mi sembra che sia altamente giusto partecipare, se lui viene, anzi partecipare con molta gioia, ecco, ringraziandolo che viene a Moneglia. La comunità di Moneglia come accoglie il vescovo? Con che spirito? Ma penso che lo accolga bene, ecco. C'è partecipazione, c'è buona volontà, però bisogna lavorarci un pochino. Comunque la visita pastorale è un'occasione un po' per fare il punto e magari anche per trovare spunti per migliorare. Certo, anzi è indispensabile la visita pastorale per svegliare un po' tutto, ecco. La visita del vescovo esclusivamente per visitare i cristiani, i credenti,
e penso che sia la cosa più importante. La visita pastorale è un po' un'occasione anche per sentirsi più comunità, per ritrovarsi tra di voi. Senz'altro anche quello. In questo caso possiamo dire che il vescovo è un po' una figura che è unificante, un po' anche per voi come comunità, per riunirvi, per ritrovarvi, anche magari nell'ambito della Val Petronio e non solo come Moneglia. Ma in generale il vescovo è quello che ci dà un attimino di sostegno, ecco, nella Chiesa, cioè un pochino di più, perché abbiamo già i nostri sacerdoti e il nostro parroco, molto bravi, senza dubbio, però il vescovo ci dà un attimo più di sicurezza, ecco. In merito a questo, allora, quanto è importante un sostegno come può essere quello del vescovo all'interno di un percorso di fede? Molto importante, perché dobbiamo imparare molto da lui e se non altro i sacerdoti anche imparano molto da lui e abbiamo bisogno del suo insegnamento. Il cuore del momento di incontro e di preghiera è stata proprio l'Eucaristia, segno di unità. L'Eucaristia diventa un po' il centro della nostra esistenza e anche un po' il centro della visita pastorale, dove attraverso la presenza del Vescovo e della Messa, ecco, possiamo incontrare anche il Signore, ma anche incontrarci tra di noi, perché in questa celebrazione ci saranno presenti non soltanto la comunità di Moneglia, ma anche le comunità della Val Petronio. È proprio una visita pastorale di ambito, il nostro ambito è Moneglia con la Val Petronio. E quindi è anche un riunirsi insieme e riconoscere che la bellezza della Chiesa è proprio essere comunità di comunità. Lei è qui da poco, può essere diciamo anche utile per lei un po' per conoscere un po' quello che fa la parrocchia e vedere un po' a che punto è, perché comunque diciamo che durante la visita pastorale si fa anche un po' il punto dell'attività. Certo. Certamente sono qui da poco, quindi per me è anche importante questo momento, perché mi ha dato anche l'opportunità di incontrare tante persone che prima magari non avrei potuto incontrare diversamente e questo mi aiuta anche a vivere meglio, no, l'inizio di questo mio cammino incontrando le persone. La centralità dell'Eucaristia attorno alla quale si edifica il comune agire dei fedeli dell'ambito pastorale è stata sottolineata anche dal vescovo Tanasini. La celebrazione eucaristica vuole cementare questa unità, ha spiegato il vescovo, invitando a lasciarsi trasfigurare da questo momento per capire a fondo la preghiera eucaristica. Riusciamo a pensare, a vivere la messa domenicale come un momento che trasfigura la nostra vita. Trasfigurare vuol dire entrare più profondamente possibile nel mistero celebrato. Dobbiamo dare il senso più profondo a quello che viviamo. C'è un altro ambito, quello della Valle Sturla, che comprende le parrocchie di Mezzanego e di Borzonasca, che si appresta ad iniziare in maniera comunitaria il nuovo anno pastorale. Domenica 27 ottobre, a partire dalle 13, è previsto un momento di incontro interparrocchiale per tutte e 14 le comunità della Valle. Sarà l'occasione per ascoltare una riflessione proposta da Monsignor Mario Rollando sul tema essere parte della parrocchia e anche per confrontarsi e presentare le varie attività presenti nelle varie parrocchie dell'ambito, ma anche un momento di fraternità, perché la giornata inizierà con il pranzo e si concluderà con la celebrazione della Santa Messa, il tutto a Belpiano. Ma vediamo il servizio di presentazione. L'inizio del nuovo anno pastorale per le parrocchie di Mezzanego e di Borzonasca avrà il respiro più grande dell'ambito intero. Domenica tutti i fedeli delle comunità sono invitati a partecipare ad una giornata di convivenza e riflessione che si terrà a Belpiano. Abbiamo pensato ad organizzare questo momento perché pensiamo che sia un'occasione buona per tentare proprio a costruire la nostra comunità. Stiamo tentando a fare un cammino d'insieme. Abbiamo già raggiunto dei passi. Però c'è ancora da crescere, tanto da crescere e progressivamente allora vorremmo quest'anno iniziare l'anno pastorale assieme con un'assemblea delle nostre comunità, anche per dare un'impronta di una chiesa d'ampio respiro. L'ambito pastorale comprende 14 parrocchie, 9 a Borzonasca con circa 2100 abitanti e 5 a Mezzanego che tocca quasi 1600 abitanti, 5 sacerdoti in servizio nella valle.
Sono anni che ci pensiamo, perché da 2 o 3 anni, da 3 anni abbiamo cominciato a fare un consiglio pastorale d'ambito, è un territorio esteso con pochi abitanti, ma ci sono queste tante piccole frazioni, ci sono tanti campanili. Io stesso nelle parrocchie dove faccio servizio ci sono troppi campanili e progressivamente lungo gli anni c'è stato un processo di riavvicinamento. Dove faccio servizio io c'era già un altro sacerdote che aveva già fatto dei passi e ultimamente tentiamo assieme con il parroco di Borzonasca, con il parroco di Borzone, con il parroco di Borgonovo e il parroco di Mezzanego, tentiamo sempre a fare dei passi assieme. E il passo dove siamo arrivati è considerevole. Allora vorremmo iniziare quest'anno pastorale il 27 di ottobre a Belpiano, nel campus di Belpiano, perché ci sono spazi sia per la meditazione, per la preghiera o per le attività ludiche, per permetterci di incontrarci. La giornata avrà inizio con il pranzo al sacco al Belpiano Campus alle 13. Proseguirà con l'assemblea, introdotta dalla riflessione di Monsignor Mario Rollando sul tema essere parte della parrocchia e seguita dalla presentazione delle attività delle varie comunità, e si concluderà con la Santa Messa alle 17:30. Il nostro intento è quello di prendere consapevolezza che tutti quanti facciamo parte della comunità, nessuno si sente escluso. I sacerdoti, i laici, giovani, anziani, e sarà anche un'occasione di presentare varie attività che facciamo nelle nostre comunità, perché nessuno può fare tutto. Ci sono attività che riguardano la catechesi o il catechismo, ci sono attività che riguardano la Lectio Divina che facciamo in 2 ambiti diversi. Una parte ci vediamo a Borzone, una parte ci vediamo nelle parrocchie del comune di Mezzanego. E facciamo anche oratorio. Facciamo anche le attività, un tentativo di attività che sono legate alla Caritas, anche in questo ambito dobbiamo crescere. Ci sarà anche quindi un'occasione, uno spazio per presentare anche tutte queste varie attività, in modo che tutti si sentano coinvolti, in modo che chiunque possa dare una mano, trovi quel che gli piaccia fare. A noi davvero sta a cuore un camminare assieme, un dare spazio a tutti, un vivere la vita di fede dentro la comunità parrocchiale ad ampio respiro. Nessuno si sente escluso. Ecco, tutti si devono sentire invitati. Tutti sono invitati. Chiediamo giustamente ai nostri parrocchiani, io parlo a nome di tutti i parroci, per invitare davvero a tutti quanti di partecipare. È un momento bello, un momento davvero di grazia per continuare a camminare, a crescere nella fede, una fede vissuta assieme con gli altri. Rimaniamo in ambito diocesano per parlare della veglia missionaria che si è celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Fragilità e tenerezza sono state queste le 2 parole messe a fuoco durante la serata, che ha avuto come tema quello della compassione come stile della missione. Vediamo. Fragilità e tenerezza sono 2 atteggiamenti che accompagnano l'impegno missionario vissuto con compassione. Nella veglia, celebrata nella chiesa di San Giovanni a Chiavari, la teologa Maria Teresa Abignete della Fraternità di Romena ha preso spunto proprio da queste 2 parole. La fragilità è una condizione umana che appartiene a tutti. Saperla cogliere in se stessi e nel prossimo è uno stimolo per muovere il cuore a compassione. Credo che parlare di compassione significa prima di tutto parlare di fragilità. Perché il cuore che si muove a compassione è un cuore che conosce la fragilità, perché conosce la sua fragilità. La tenerezza ci avvicina al modo di agire di Dio nei confronti dei suoi figli e si concretizza con gesti di gratuità verso l'altro. Non sappiamo mai, e non lo sapremo forse mai, di quanto invece si sia propagata questa tenerezza. Magari non
in quella persona che è stata oggetto in quel momento della mia tenerezza, ma magari in qualcun altro, non lo sapremo mai. E questo secondo me è qualcosa di molto bello. Perché? Perché rientra nella logica della gratuità. La riflessione si è conclusa con un gesto, quello di lasciare sul palmo della mano di ciascun partecipante un'essenza profumata da portare a casa per ricordare un impegno che non si esaurisce. A conclusione, il vescovo Alberto Tanasini ha sottolineato l'atteggiamento di Gesù descritto nel Vangelo, di compassione verso la folla senza pastore. Nello smarrimento, la parola che salva è la buona notizia. Perché la buona notizia è consolante, soprattutto ridà speranza, ridà indirizzo di vita. La parola del nostro Dio non tramonta e rimane per sempre. Ora torniamo in Val Petronio per andare nella parrocchia di Nostra Signora della Speranza, nel quartiere di Francolano, a Casarza Ligure, dove si è svolta la celebrazione in occasione della festa appunto mariana patronale, la festa di Nostra Signora della Speranza, che ha richiamato i fedeli della parrocchia per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo. Nostra Signora della Speranza per i parrocchiani di Francolano non è solo un titolo attribuito alla Madre di Gesù, ma è un'indicazione, un atteggiamento da assumere per la propria vita. È la festa principale, direi di sì, perché ho visto anche, insomma, adesso è il 10° anno che sono qui, che partecipano, insomma, abbastanza persone, anche in processione, sperando che oggi il tempo ci assista. Ecco, cosa significa Nostra Signora della Speranza? È madre, così dice il messale, madre della speranza, madre della Santa Speranza. La speranza è Cristo e quindi è lei che più di ogni altro santo ci conduce a Cristo. E quindi alziamo il tiro sulla speranza. Non pensiamo solo alle speranze quotidiane, ma pensiamo anche alle grandi speranze per noi e per il mondo intero. E d'altronde la speranza grande è che le cose vadano meglio, ma vanno meglio se con la grazia di Dio, con l'aiuto di Dio, perché noi da soli insomma non ce la facciamo. Come vi siete preparati per questa festa? Con la preghiera attraverso il triduo predicato da Don Siriac, che è parroco su a Castiglione Velva, e poi attraverso anche altre iniziative, incontri e altre cose. Francolano è una giovane frazione del comune di Casarza Ligure che negli anni ha assistito ad una progressiva crescita degli abitanti. Riconosciuta parrocchia negli anni '80, la chiesa parrocchiale è stata eretta nel 2000 e dedicata alla Madonna della Speranza. Benché giovane, la comunità è vivace, dinamica ed attenta. Ma una comunità di Francolano molto unita, una comunità di Francolano sempre viva, soprattutto sempre viva, sempre vogliosa di portarsi avanti, di essere al pari delle esigenze che ci sono nella società, che cerca di documentarsi, che cerca sempre di essere insomma viva e presente. Questo forse è il grande fondamento e la grande verità su cui veramente se vogliamo essere testimoni di verità dobbiamo fare. Lei in parrocchia svolge anche l'attività di organista, come è composto il coro, qual è il vostro impegno? Io molto piacevolmente faccio l'organista a Francolano, c'è un bellissimo coro, molto bravi, sono anni che stanno insieme, hanno più voci, un coro polifonico, quindi provano praticamente con una cadenza periodica, quindi si tengono anche loro appunto aggiornati perché come ha detto qualcheduno, cantare vuol dire pregare 2 volte e questo è un po' forse anche il fondamento di tutto, è per quello che ci piace tenere vivo anche il coro di Francolano e
e per quello che insomma sono anche contento di dare il mio apporto. Canti molto belli, anche diciamo tra virgolette moderni, ecco, voglio dire, non solo quelli polifonici classici, anche moderni, che si avvicinano forse anche di più alla gente, si avvicinano forse di più anche ai giovani. La festa di Nostra Signora della Speranza quest'anno si è inserita nel cammino di visita pastorale che Monsignor Alberto Tanasini sta compiendo in Val Petronio. Ci piace essere guidati, anzi abbiamo bisogno del buon pastore che venga veramente a guidarci, a farci trovare nuovi lidi, a farci comprendere ciò che stiamo facendo. Insomma, alla fin fine un buon gregge è perché esiste un buon pastore. Nella celebrazione eucaristica il Vescovo ha invitato i parrocchiani a vivere la gioia e la speranza della festa nella quotidianità come antidoto ad un pessimismo sempre più diffuso. Noi non veniamo in chiesa per illuderci e poi uscire e trovare la realtà. Noi veniamo in chiesa per sentire la forza di affrontare e vivere la realtà secondo questa prospettiva, secondo questo sguardo, che è vero e reale. È aperta a Chiavari la mostra dedicata al dialogo interreligioso ed in particolare all'incontro fra San Francesco ed il sultano Malik al-Kamil, avvenuto 8 secoli fa. Francesco il sultano, l'incontro sull'altra riva, questo è il titolo della mostra allestita all'Auditorium San Francesco di Chiavari, che racconta attraverso fonti storiche l'incontro avvenuto appunto 8 secoli fa ad Damietta. La mostra sarà poi proposta anche a Rapallo, sarà allestita nei locali del liceo Davigo e sarà possibile visitarla fino alla fine del mese di ottobre. Ogni mattina c'è la possibilità di visite guidate da parte delle scolaresche su prenotazione, il pomeriggio l'apertura della mostra per le visite personali e guidate. Ricordiamo che la mostra è stata portata in diocesi in occasione del percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso. Sentiamo uno dei curatori. Con questa mostra abbiamo voluto raccontare un fatto accaduto 800 anni fa a Damietta, un fatto semplice eppure straordinario. Nel settembre del 1219 due grandi uomini si incontrano. Uno si chiama Francesco e viene da Assisi e l'altro è il nipote del Saladino, il sultano al-Malik al-Kamil. Siamo durante la Quinta Crociata, l'unica guidata da un cardinale, il cardinal Pelagio, che sconsiglia in tutti i modi a Francesco di andare a incontrare il sultano, ma il poverello di Assisi non demorde e sceglie di andare a incontrare quel sultano di cui probabilmente sentì parlare per la sua magnanimità e anche per la sua religiosità. Effettivamente, sia Francesco naturalmente che al-Malik al-Kamil erano due uomini profondamente innamorati di Dio e anche se non sappiamo purtroppo come rispondere alla domanda che cosa si dissero, che cosa accadde, possiamo presumere che effettivamente si parlarono e parlarono tanto, qualcuno sostiene per 20 giorni, di Dio. La mostra per cui ci racconta, prova a fare questo percorso, un percorso naturalmente storico, analizzando il contesto, quindi le crociate, l'Islam ai tempi del Medioevo e poi le fonti, le poche fonti storiche che ci testimoniano di questo incontro che comunque accadde, su cui c'è una certezza assoluta e anche le tante fonti agiografiche che la storia ci ha tramandato. Fonti geografiche che però appunto da cui non possiamo desumere che cosa si dissero, ma la cosa importante è quella che dicevo prima: due uomini durante la Quinta Crociata, uno cristiano e l'altro musulmano, si incontrano e anche se il vescovo di Acri, l'allora vescovo di Acri, Giacomo da Vitry, descrive questo incontro come un incontro che non diede molto frutto, forse per i criteri che utilizzavano all'epoca, quindi il sultano probabilmente non si convertì, non ci fu la pace tra cristiani e musulmani dopo questo incontro, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente però possiamo dire che dei frutti ci sono stati e questa è la seconda e ultima parte della mostra con cui cerchiamo di testimoniare proprio questi frutti lasciati dall'incontro tra queste due personalità straordinarie. Il primo è la regola non bollata, che Francesco scrive di ritorno dalla Terra Santa nel 1221, in cui dice, dà delle indicazioni ai frati di come predicare presso i saraceni e il primo aspetto fondamentale dice: predicate innanzitutto attraverso la vostra testimonianza di vita. Io credo che questa
indicazione che Francesco dà ai suoi frati sia attuale ancora oggi. Sicuramente è profondamente incarnata dai frati francescani che in Terra Santa rimasero da allora, in realtà da 2 anni prima, dal 1217 fino ad oggi. Infatti l'ultima parte che chiude la mostra è dedicata proprio a questa presenza buona e misericordiosa, ai progetti di quella che poi verrà chiamata nel 1342 Custodia di Terra Santa, frati che ancora oggi in Terra Santa incontrano tutti e creano progetti per aiutare le popolazioni cristiane e musulmane che in quei territori ancora vi abitano. Quindi abbiamo parlato delle scuole di Betlemme in Egitto, scuole che non sono terreno di dialogo, ma sono terreno di incontro, dove davvero cristiani e musulmani si incontrano. Abbiamo parlato di Aleppo, del progetto Un Nome Un Futuro, che accoglie 2000 bambini nati da donne violentate dall'ISIS, il primo progetto nella Siria in guerra che ha messo assieme realmente un vescovo e un muftì musulmano, il Museo di Terra Santa, che ha il compito di rileggere le ferite che la storia della Terra Santa ci ha lasciato in questi anni e guardare con più serenità al futuro. Tutti i progetti, che sono anche in realtà storie di amicizie reali, concrete e non artificiose, amicizie che si sono sviluppate a partire da questo incontro che segna un cambio di metodo. Quale cambio di metodo? Il metodo che dà fondamentalmente Francesco, che esclude la logica dell'homo homini lupus, ripresa poi da Hobbes in tempi più recenti, e la sostituisce con la logica dell'homo homini frater, cioè dell'uomo che è fratello all'altro uomo. Ecco, la mostra racconta semplicemente di questo, di 2 uomini che ad Damietta si scoprono avere lo stesso cuore desideroso di pace, di giustizia e di bellezza, e che per questo possono percorrere un piccolo tratto comune nella loro vita. Domenica mattina alle 11 Monsignor Alberto Tanasini presiederà la Santa Messa al Santuario Mariano di Nostra Signora della Guardia a Velva. Terminiamo così questo appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.